quando ci sono sul premio Pascutto di San Stino, visto che si parla del teatro, poi parlo del teatro, la Regione Veneto, che dipende da Tamaro, Cultura, ha dato 100.000 euro per le fondazioni Pascutto. Hanno detto in giro che noi abbiamo speso 100.000 euro per il teatro, noi abbiamo speso non neanche la metà della metà, cioè neanche 25.000 euro, quando normalmente per un teatro di quelle dimensioni con 8.500 presenze per fare comunicazione ci vogliono 50.000 euro. Quindi riconduciamo le cose al proprio posto. La Regione Veneto ha dato a Portogruaro, ma io ho tutti i numeri qua, è che io ho diviso per anno 2004, 2005, 2006, 2007, non è che mi invento, io i numeri li posso leggere, tutte le curiosità che volete io ve le leggo. Allora, noi abbiamo 30.000 euro già avviati, 30 milioni di euro, a prescindere, l'altro giorno sono andato in via Villanova che stanno strumentalizzando perché la pista non c'è, ho detto, voi strumentalizzate pure, basta che voi poi fra 6 mesi non mettete la stelletta come ha fatto Mazzon la volta passata, che a Lugugnana in via Borgo Manera aveva preso i voti dicendo che non aveva asfaltato la strada, dopo 3 giorni la strada era asfaltata e si è preso il merito su. Per asfaltare una strada ci vuole un anno. E io non mi faccio asfaltare la strada dagli amici degli amici. E chi ha orecchi per intendere sa cosa. Quindi 122 milioni di euro nella passata legislatura, 30 milioni di euro già avviati. Abbiamo un bilancio adesso da fare. È un programma elettorale. Noi a Summaga cosa vogliamo fare? Neanche questo, vedete, io mi tralascio per comodità, potrei parlarvi di molti centri, nessuna periferia, potrei parlarvi di siamo una città, comunità, buonasera, potrei parlare di un'amministrazione affidabile e seria, potrei parlare di tutte queste pagine, ma non servono a niente, perché mi pare che sono stato più diretto così. A Summaga, e c'è scritto qua in modo analitico, poi a casa voi riceverete. Allora, prendetevi la cura anche gli amici che ci hanno abbandonato nella strada, che sono sempre comunque amici. Prendete questo programma e vi arriverà a casa la parte analitica la prossima settimana, mi pare, e prendete il programma delle altre forze politiche. Io ho la sintesi. Vuol dire non sapere neanche dov'è Portogruaro, non dove è Summaga, che sanno tutti, non dov'è Portogruaro, forse si sa dove c'è Venezia, ma non Portogruaro. Allora noi abbiamo pianificare e caratterizzare le aree degli insediamenti produttivi delle infrastrutture a servizio delle imprese immobiliari. Cosa vuol dire questo? Che vogliamo riportare l'esperienza di Pirelli Re all'interno anche delle imprese immobiliari che non è stata governata bene, e ce lo siamo sempre detti. E ce lo siamo governata bene anche se l'assessore relativo all'urbanistica di prima era il massimo protagonista negli ultimi anni, 5 anni, voglio dire, degli insediamenti di Summaga. Abbiamo lavorato con l'assessore all'ambiente e ci abbiamo messo 200, quanti soldi abbiamo messo per la piantumazione di verdi? Chi mi aiuta? 125 più 125 saltori più 125, quanti soldi abbiamo messo? Ci ha dato la Nestlé? Su 230. 230, che stiamo cercando di sistemare. Stiamo cercando di sistemare anche con le altre aziende. Quei signori che stanno facendo la battaglia, che erano con noi contro la Gerald Docs, adesso sono dall'altra parte con quelli che vogliono la Gerald Docs. Un po' di coerenza, almeno su questi temi. Siccome hanno detto che a Summaga, Noiali, non c'era attenzione per Lugugnana, eccetera, gli stessi signori, tutto il centrodestra, l'ha detto qua, vogliono la Gerald Docs. E qualcuno è capo secondo di lista, lì, su quella lista. Vogliamo costituire uno sviluppo dell'interporto, quindi 85.000 metri quadri, il sistema intermodale, tutto quello che ci va dietro, e vogliamo contrastare l'apertura della centrale di biomasse. Vogliamo affrontare i temi come stiamo affrontando delle ricadute negative sulla terza corsia. Vogliamo realizzare cose che non siamo riusciti, ma non siamo riusciti neanche a Portovecchio, perché questo dovrebbe essere un problema regionale, perché la regione ogni anno distribuisce alle 7 province, come ha fatto quest'anno, circa 1.000 euro all'anno, perché le province gestiscono il sistema delle piste ciclabili, non è che il comune
comune abbia risolto. Non dimenticate che il comune in 5 anni non ha mai aumentato le tasse. Siamo passati da 450 euro per addetto per abitante di pressione fiscale a 250. Per la verità, dentro questi 250 c'è anche la riduzione di una parte dell'ICI prima casa, per una parte l'aveva fatto il governo Prodi per effetto delle detrazioni. Poi Berlusconi l'ha tolta in assoluto, ma c'era già una quota della riduzione sulla prima casa. Non è che è tutto merito di un governo l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa. Il fatto sta che poi non ha dato i soldi ai comuni. C'è il problema del reddito urbano, che va ridisegnata la piazza con l'acquisto dell'altra casa, caseggiato e rifatta la piazza lì dentro. Va risistemato l'arredo di Via Franca e va seguito attentamente il problema di 2 sottopassi che mancano qua. Attenzione, è facile dire siamo in ritardo sui sottopassi, perché il problema vero è che il ritardo sui sottopassi, a parte dove sono competenza regionale, una parte di responsabilità ce l'ha la regione, una parte di responsabilità forse ce l'abbiamo noi, quando dico noi dico perché tutti chi amministrava le responsabilità comuni, perché abbiamo cambiato, abbiamo girato, abbiamo chiesto, abbiamo risolto problemi con le proprietà, il primo progetto non andava bene, abbiamo fatto non so quante riunioni, però alla fine siamo arrivati a questo. Quindi su Summara, voglio dire, poi ovviamente non fatemi dire di completare, perché sennò dovrei parlare di via Pramolite, c'è da illuminare, da sistemare il marciapiede, da illuminare, non fatemi parlare che io ho fatto via Maute, non fatemi parlare di via Risere, non fatemi parlare di via Noiari, perché sono tutte 2 punti luce o 4 illuminazioni, 2 pezzi di marciapiede, non sono i 500.000 euro in 5 anni di programma che cambiano la vita a un amministratore. Ho fatto i termini grossi, perché il resto è dentro a tutto il contesto più generale. Allora, mi pare un po' strano che io vado a Papà di Pozzo e trovo quelli che mi attaccano perché io ho fatto tutto a Summara. Vado a Lugnara e mi attaccano perché ho fatto tutto a Summara. Avevo 2 consiglieri in consiglio comunale e un assessore, bene, che non era mai contento di quello che facevo a Summara. Cioè, veramente qui stiamo toccando il paradosso. C'è un concetto, vedete, in una famiglia si può litigare, le famiglie si litigano, e ci si può anche separare, perché non si va d'accordo. Ma alla fine, almeno riconoscere che un sindaco, di una sua maggioranza, non ha mai abbandonato questa frazione, conosce palmo a palmo queste case, le ha frequentate, ha cercato di dare le risposte. Ha cercato, perché eravamo in ritardo i primi 3 anni in questa frazione, di fare tutto quello che vedete fuori. Io quando vengo qua a Summara mi siedo a mangiare qualcosa, non c'è una persona che non mi ferma, perché hanno tutti capita di venire a vedere questa roba qua, perché bisogna avere l'occasione per venire qua. Però basta, tutte le persone che viviamo Summara fa venire e vede le iniziative, mi dice è cambiato il mondo. Poi c'è sempre da fare, ci mancherebbe altro, ma becchi e bastonati no. Poi uno può essere anche becco e bastonati, ma io cerco di non essere tutti e 2, basta una volta, non 2. Al costo di fare casa per casa e spiegare quali sono le ragioni per cui da settembre si va casa per casa e si vuole cambiare questa amministrazione. Io credo che sarebbe un rischio allucinante se questa amministrazione dovesse passare in mano ad altri, vuol dire tornare indietro di 10 anni alla vecchia esperienza socialista, socialdemocratica, repubblicana e quant'altro. Io non ho mai visto come quest'anno Gradini che si fa manifesti, Lambuschi che si fa manifesti, Rodrigo che si fa manifesti, anzi fa bene Rodrigo, non so, me ne dimentico qualcuno, tutti che fanno manifesti, neanche dimentichi, ci fossero candidati al Parlamento nazionale, internazionale, europeo. Io non ho capito cosa sta, 14 liste, 6 sindaci. Noi abbiamo lavorato 5 anni, abbiamo messo un modo, siamo apprezzati da tutti, siamo invidiati da tutti, abbiamo i migliori servizi sociali della Venezia orientale.